con questo voto il Veneto orientale può cambiare, può essere unito, può risolvere tutti quei problemi che la divisione ci impediva di risolvere. Le parole di Antonio Bertoncello, il sindaco di Portogruaro, che ieri è stato tra i primi a scendere a San Donà per abbracciare il nuovo sindaco Andrea Cereser. Tutta Italia mi pare di capire, quindi vuol dire che nonostante le difficoltà che il PD ha avuto in questo ultimo periodo, la cittadinanza, la gente si fida ancora di questo partito. Dalla gioia nel centro-sinistra, con i sindaci che hanno portato alla vittoria il Partito Democratico anche in feudi leghisti, all'amarezza nel centrodestra che si è letteralmente frantumato addirittura nei territori in cui era più radicato. C'è un dato che si estende in tutto il Paese, che è il malessere che il cittadino ha nei confronti di una politica che dice sempre di rinnovarsi, ma poi alla fine si propone sempre nella stessa maniera. Il PDL ha imposto Contarina, compromettendo il risultato, ha accusato Francesca Zaccariotto, convinta che un candidato politicamente vergine avrebbe potuto raccogliere più consensi. Non è vero, ha replicato il coordinatore provinciale degli Azzurri Mario Dall'Attor, secondo il quale il centrodestra avrebbe perso in ogni caso con qualsiasi altro candidato. Troppo lunga l'onda del centrosinistra.